pubblicità, qui si scambiano i numeri, si scambiano le relazioni e si fa rete. Allora, il nostro pubblico qui può intervenire, i nostri ospiti lo sanno, domande e proposte. Noi abbiamo qui con noi Fabrizio Ferrari. Prego, il microfono vicino alla bocca. Sì, ci racconti intanto che associazione rappresenta? Io sono qui a rappresentare l'ANFAS, che è la più grande associazione italiana di famiglie. Abbiamo 160 associazioni che operano nel territorio nazionale, nel Veneto ne abbiamo 19 che operano nel settore della tutela di disabili mentali. Devo dire che noi in questo momento stiamo combattendo e lottando perché la situazione che si è creata è una situazione abbastanza difficile. Cioè, innanzitutto abbiamo una popolazione che si è enormemente invecchiata, Certo. E quindi lo dico così tanto per dare un dato, per esempio l'età media del centro storico di Venezia è 58 anni, quindi questo dà l'idea Certo, anche delle problematiche che sono connesse. nel vivere la città. E quindi essendo i genitori delle persone disabili avanzati in età, c'è il problema di dare dell'assistenza. Devo dire che secondo i dati statistici dell'Università di Padova i disabili nati vivi sono il 3,75 per 1000 e la metà sono dei disabili mentali. Quindi noi abbiamo questi dati che sono dei dati abbastanza significativi. La società, una società civile, deve dare delle risposte a questi problemi che ovviamente investono tutte le famiglie. C'è Certo. anche chi deve affrontare questi problemi e non sono problemi da poco. Quindi noi abbiamo organizzato una rete di servizi, soprattutto abbiamo case alloggio e centri educativi per disabili mentali. Ebbene, oggi la Regione non mette a disposizione delle impegnative per le comunità residenziali, per cui un ragazzo che rimane orfano perché muoiono i genitori si trova in difficoltà ad essere alloggiato, a trovare una sistemazione assistenziale. E questo mi irrita non poco quando vedo che dei soldi pubblici vanno ad altre destinazioni di tipo privato, per esempio il Marcianum, che ha avuto con una deliberazione di poco tempo fa 200.000 euro ed è l'ennesima deliberazione. Cos'è il Marcianum? Lo vogliamo spiegare per favore? Ecco, il Marcianum è un centro di formazione istituito dal Patriarcato di Venezia, dove si fanno corsi di teologia e di queste cose qui. Credo che sia necessario prima dare risposte istituzionali. Le istituzioni hanno degli obblighi, prima di dare dei danari a dei privati, pensino ai loro compiti istituzionali e l'assistenza ai disabili è un compito della Regione. Peraltro i comuni in questa situazione si trovano in gravissima difficoltà, per cui siccome l'assistenza è fatta con quote sanitarie e quote sociali che vengono date dai comuni, la Regione non mette a disposizione quote sanitarie, i comuni sono a secco perché le risorse dei comuni sono scarsissime, quindi il mondo della disabilità è in questo momento in grave difficoltà. E delle risposte vanno date perché sono persone deboli, sono persone che non si possono difendere, sono persone che non hanno, tra virgolette, sindacato che le difende, che sono persone che non hanno la capacità di autodifendersi e quindi noi dobbiamo, la collettività, una collettività che vuole dirsi civile, deve difendere questi soggetti. E quindi è necessario che ci sia una presa di coscienza. Bisogna voltare pagina in questa situazione. Abbiamo fatto delle battaglie, per esempio, sui costi medi per l'assistenza. Spero di approvare, mentre si parla molto di standardizzare i costi della pubblica amministrazione, abbiamo nel Veneto le aziende sanitarie che hanno ognuna un
un atteggiamento diverso dal punto di vista del pagamento delle quote sanitarie, quote diverse, trattamenti diversi, che non è accettabile. Se in Italia, se il Presidente della Regione fa la battaglia per i costi standard, non capisco perché non ci possano essere i costi standard nell'assistenza. Perché un disabile a Verona deve costare una cosa e a Venezia deve costare un'altra cosa. Perché questo? Certo. Ecco, allora, adesso la Commissione ne parlerà, ma però è stata una battaglia che da anni conduciamo per arrivare a approdare a dei costi standard nelle comunità residenziali e nei servizi per i disabili. Comunque, quello che è importante rilevare è che noi avremo in futuro un incremento del settore della necessità di assistenza per la disabilità. Perché? Perché ovviamente i genitori moriranno e quindi un maggior numero di disabili avrà bisogno di aiuto e quindi bisogna attrezzarsi e recuperare risorse. E queste risorse dove si recuperano? Dico, il Veneto ha 579 comuni. È possibile che ci sia una frammentazione della pubblica amministrazione in questo modo? Storicamente la pubblica amministrazione si è frammentata per il semplice motivo che c'era il problema dell'accessibilità, bisognava avere il comune vicino, ma adesso certo, nei paesi più avanzati del nostro i certificati te li mandano a casa via internet, le operazioni bancarie si fanno via internet, quindi la pubblica amministrazione va ridotta e va riorganizzata. Questa è la scelta fondamentale da fare e quindi, come in altre regioni, bisogna fare i comuni unificati. Non ha senso avere un comune con 980 abitanti e 35 impiegati, non sta in piedi una cosa del genere, quindi bisogna avere la coscienza di cambiare e cambiare profondamente. Occorre meno burocrazia e più servizi, questo è lo slogan per i giorni che verranno. Grazie. Grazie a lei intanto. Prego tenga pure il microfono. Alessandra Moretti, meno burocrazia, più ascolto ai cittadini, sicuramente le fasce deboli come le fasce dei disabili. Ma guardi, io a parte che concordo e apprezzo molto l'intervento che mi ha preceduto, il livello di civiltà di una regione si misura da come vengono trattate le persone più deboli e più fragili. E nella nostra regione i più deboli, i più fragili, negli ultimi anni sono state lasciate sole. Questa è la verità. Cioè noi abbiamo la regione più ricca per associazionismo, per volontariato, per la cooperazione sociale, che è un mondo che è stato totalmente abbandonato. Perché tutto si è accentrato nel sanitario e il sociale è stato via via smantellato. Cioè la fragilità, la complessità, la disabilità che io chiamo specialità, perché quei ragazzi sono ragazzi speciali e come se non avessero diritti. Sono tutti caricati sulle spalle delle famiglie. E il progetto a cui si riferiva la persona che ha appena parlato, si riferiva al progetto Dopo di Noi. Cioè una famiglia di un disabile, l'angoscia più grande per quella mamma e per quel papà è che cosa ne sarà di mio figlio quando io non ci sarò più. Questo è il tema. E queste persone hanno la stessa dignità delle altre, anzi, hanno quelle fragilità che devono imporre a chi governa un'attenzione, uno sguardo particolare. Allora il tema che unitamente dobbiamo, diciamo così, prendere in considerazione non è solo quello della disabilità, ma è anche quello della non autosufficienza degli anziani, cioè un Veneto su 5 ha più di 65 anni nella nostra regione. Abbiamo focalizzato tutta la nostra attenzione sulla malattia acuta, che trova risposta nell'ospedale, e abbiamo perso completamente di vista la cronicità, cioè il Parkinson, l'Alzheimer, la disabilità, la non autosufficienza, la richiesta di riabilitazione. Cioè le faccio un esempio, un anziano che viene operato ad un femore viene dimesso dopo 2 giorni, subito, immediatamente. Quell'anziano non trova nulla sul territorio, non trova nulla di prossimità. Allora la mia riforma, la nostra riforma, che prevede una riorganizzazione del sistema sanitario, vuole
diminuire gli apparati, la burocrazia a regione, signore. Bisogna togliere dalle tasche dei dirigenti, dei direttori generali i soldi per rimetterle nelle tasche dei cittadini. Come? Sotto forma di servizi di prossimità, gruppi di medicina integrata che non sono altro che ambulatori dove più medici 24 ore al giorno offrono servizi alla popolazione. Noi ne faremo uno ogni 15.000, 330 in tutto il Veneto. Come? Diminuendo il numero delle USL, che non sono gli ospedali, sono i carrozzoni, sono 21, li ridurremo a 8, noi risparmieremo 50 milioni di euro che andremo a riversare in servizi di prossimità, che daranno risposta alla disabilità, alla non autosufficienza, alla riabilitazione, andranno a decongestionare le lunghe liste d'attesa nell'ospedale, ma anche le ore di attesa nei pronto soccorsi. Oggi una persona che ha un'otite va al pronto soccorso, è sbagliato. Ma lui, poveretto, va al pronto soccorso perché vicino a casa non ha nulla. Allora dobbiamo riorganizzare, ripensare. In che tempi questi cambiamenti? Sono cambiamenti strutturali importanti che vanno a coinvolgere anche delle entità strutturate con personale, dipendenti che vanno ridistribuiti probabilmente sul territorio, quindi quali sono le tempistiche perché il cittadino possa percepire di fronte a questa proposta di riorganizzazione, possa percepire un cambiamento reale? Noi nei primi 100 giorni dobbiamo affrontare immediatamente lavoro, impresa e sanità, sono i 3 pilastri dei primi 100 giorni, bisogna avere coraggio, determinazione, non bisogna guardare al consenso, bisogna guardare al futuro. Per creare futuro, speranza in questa regione io devo anche pestare i piedi a qualcuno. Non posso pensare di costruire futuro e speranza stando fermo perché ho paura di far male a qualcuno. Bisogna mettere le mani dove fa male e riorganizzare il sistema delle ASL si può fare, certo che si può fare. Costa del tempo? Beh, non credo molto. È una decisione che deve prendere la giunta regionale e poi farla votare dal Consiglio regionale. Ma in 5 anni hanno sbandierato che le avrebbero ridotte e non hanno ridotto niente. Hanno aumentato i costi dei dirigenti, hanno aumentato i costi dei direttori generali, hanno messo tanta moquette, tante poltrone lussuose negli ospedali, ma di fatto non hanno creato servizi di vicinanza, di prossimità, per cui la persona è sola nel momento in cui ha bisogno di forme di assistenza alternative che non si trovano solo nell'ospedale, dove, ripeto, vengono curati i malati acuti, ma nella nostra regione ci sono più malati cronici a cui dobbiamo dare una risposta. Tra l'altro, aprendo 330 ambulatori in regione, noi daremo posto, daremo occupazione a circa 8.000 infermieri. Guardi che nella nostra regione i giovani laureati in medicina e in scienze infermieristiche non trovano lavoro perché la giunta ha bloccato il turnover, per cui non ha assunto neanche un medico in più e neanche un infermiere in più. Allora la bufala perché anche questa è una bufala, no? Degli ospedali aperti di notte con il quale il nostro governatore va a riempirsi la bocca in tutte le radio locali, in tutte le televisioni locali, è una balla colossale, perché lui cosa ha fatto? Ha ridotto il tempo di disponibilità nel diurno, ha messo qualche ora di tempo in più di notte utilizzando lo stesso personale, perché non ha assunto un medico in più. È sempre lo stesso medico che lavora di notte e ci costa anche di più alla collettività, perché il medico che lavora di notte evidentemente prende degli straordinari, no, maggiori. Allora noi ci ritroviamo con le liste d'attesa per cui un malato di tumore in Veneto aspetta 34 giorni contro una media nazionale di 14, però se ha i soldi, cioè se ha la disponibilità economica, quella persona nello stesso ospedale il giorno dopo trova posto. Quindi la sanità veneta non è più un diritto ma è diventato un privilegio immediato ovviamente per chi ha la disponibilità economica, altrimenti aspetti 34 giorni se sei un malato di tumore, 39 giorni se sei un cardiopatico, aspetti 1 anno e mezzo per una visita geriatrica e 12 mesi per un'ecografia. Questi sono i tempi, non è che, tant'è che c'è tutta una parte di Veneto che si sta spostando, non siamo neanche più attrattivi, cioè noi siamo diventati attrattivi nei confronti di quelli che vengono dal sud per curarsi, perché evidentemente abbiamo rispetto al sud dei livelli più alti, ma stiamo perdendo di attrazione nei confronti dei nostri, cioè i nostri si vanno a curare dalle altre parti. Questo è il tema e io voglio e pretendo che la mia regione torni ad essere invece competitiva, modello di eccellenza.
Modello di eccellenza che vuol dire assunzioni tra i giovani, diceva medici, diceva infermieri, questi Ma non una è nuova... possibile, c'è il blocco delle assunzioni. Sandra, dovresti Siete saperlo. andati sotto al livello del ministro Dovresti Lorenzin che vi ha saperlo, che non si possono sbacchettati. assumere dipendenti, dovresti No, saperlo. allora, l'assessore Finozzi diciamo, si riferisce ad uno standard, no, che i ministeri dicono attenzione perché c'è un limite, gli enti locali hanno un blocco delle assunzioni. Zaia è andato sotto allo standard previsto dal Ministero della Salute, Certo, cioè il per Ministero della informare. Salute è andato sotto, per cui non ne ha proprio assunto manco uno, tant'è che la Lorenzin dice no, potete assumere giovani, potete assumere infermieri fino ad una certa quota, un certo livello, lui ha deciso di non assumere nessuno, per cui di fatto il livello della sanità veneta è Però sceso dobbiamo in metterci maniera d'accordo. impressionante. Siamo dei spreconi o non vogliamo spendere? Perché No, non li possiamo spendete male, non li possiamo, spendete non male. possiamo essere entrambi. È vero che per tenere aperti la possibilità di fare le visite specialistiche di notte abbiamo ridotto l'orario giornaliero, ma perché molte persone, Alessandra, di giorno lavorano e non possono permettersi di andare a Ma prendersi quale il anziano permesso. va a farsi Ma l'ecografia io parlo di di tutte le notte? persone. Ma per Gli favore. anziani vanno di giorno e trovano gli uffici aperti di giorno. Chi invece lavora di giorno, senza dover prendersi un permesso di lavoro o una giornata di ferie, va alla sera. Tu sai bene, Marino, che gli ospedali aperti di notte sono un costo enorme perché sono sottoutilizzati. Ma sei Cioè appena ci detto- può andare un se- single, ma già una mamma con 2 bambini, figurati se può lasciare i 2 bambini da soli Sei appena in detto casa. che non c'è stato nessun aumento del tempo previsto, quindi tu hai detto non è stato Avete aumentato ridotto il tempo diurno e avete aggiunto qualche ora di notte. Il costo è uguale. No, costa di più perché il medico di notte ti costa molto di più rispetto Certo, che al medico ma è un di giorno. servizio al cittadino che di giorno lavora. No, Marino, guarda, su questo voglio dire, voi avete fatto un'operazione di marketing d'immagine e avete prodotto una distruzione. Apprezzata dal cittadino. No, non è apprezzata perché le liste d'attesa non sono apprezzate dal cittadino, Marino. Allora, l'altro giorno io chiamo il CUP per fissare una visita geriatrica a mia nonna che ha 94 anni. La signorina gentilmente mi dice, signora, luglio 2016. Luglio 2016. Se paga 200 euro, signora, nello stesso ospedale o nella clinica privata, magari costa anche meno, perché questa è la realtà, costa meno nella clinica privata in Veneto, capito? Trova posto tra una settimana. L'altro giorno ho dovuto fissare per me una visita specialistica, ovviamente a Padova mi rimandava a 8 mesi, io ho bisogno, e pagando 200 euro sono andato dopo una settimana. Delle liste d'attesa veneti ti assicuro che sono incavolati neri, perché siccome paghiamo il ticket sanitario più alto d'Italia, pretendiamo una sanità che quantomeno funzioni. Per quanto riguarda il ticket, ti assicuro che il ticket che tu paghi è solo quello applicato a livello statale, perché la regione non aggiunge un centesimo. Avete aggiunto il centesimo perché dobbiamo coprire tutti gli sprechi che con la giunta Galan avete fatto. Dite la verità ai veneti, noi abbiamo il ticket più alto d'Italia perché ci state facendo recuperare tutti gli sprechi della sanità del governo Galan, tu lo sai benissimo. Stato. Non c'è un centesimo in più da quello applicato dal tuo governo. Guarda che, Marino, ascolta, con questa storia di scaricare... Ma allora, non è scaricare. Cosa serve la regione? Chiudete la regione e dimettetevi tutti a questo punto se la regione non serve a niente. Scusate, ma io non ho detto che non serve siete niente. seri così. Io ti sto dicendo che se oggi le regioni d'Italia adottassero i provvedimenti di risparmio che ha adottato il Veneto, ogni anno avremo un risparmio di 30 miliardi di euro. Spiegami perché la Regione Veneto in un anno dal secondo posto è arrivato al quinto. Perché l'Emilia Romagna, la Toscana, il Piemonte e anche le Marche sono prima di noi. In un anno abbiamo perso 3 postazioni e se andiamo avanti così ovviamente l'anno prossimo arriveremo all'8° posto. Come spieghi cioè quello che ha detto il signore, che i disabili sono abbandonati a se stessi, è una verità? Avete fatto o no determinate scelte? In 5 anni abbiamo investito 3 miliardi e mezzo sul sociale, non mi sembra poco. Di cosa? Sul sociale, 3 su miliardi. 8,5, di 8,5 miliardi dati alla sanità, 3,5 al sociale. Allora mi chiedo come mai questa sia la condizione dei disabili e del sociale nella nostra regione. Ferrari, microfono per favore, così si sente anche da casa. Qualche Prego. assessore che adesso non è più qui, ma è andato in Europa, che ha fatto qualche spesa che noi abbiamo definito folle.
capito? Ad esempio a casa Questo devono è- capire a cosa si riferisce. Se è stato fatto un centro sportivo per disabili in montagna. Quindi il sistema della disabilità ha bisogno di attenzione e ha bisogno soprattutto di risposte precise che gli vengono richieste da coloro che lavorano nel mondo della disabilità, e devo dire che il Veneto ha una grande fortuna, ha delle organizzazioni che operano in modo Volontari. volontario, Certo. che danno un contributo rilevantissimo e sostanzialmente a costo praticamente Sì, zero, ma che non perché vengono ascoltate io però. sono 30 anni che lavoro per il mondo della disabilità e non ho avuto una lira, ho dato lire al mondo euro alla Mi permetto di disabilità. aggiungere anche con una passione, una Esatto, professionalità esatto. importante, e questo è importante sottolinearlo perché poi è una caratteristica veneta, Veneto, certo. assolutamente veneta. Noi abbiamo il più alto numero di volontari in Italia, un volontario ogni 10 abitanti, che è la percentuale più alta. Siamo leader nel volontariato. Una piattaforma d'ascolto, una tavola rotonda con chiunque vinca le elezioni. Noi qui abbiamo un candidato per il centro-sinistra, si impegna all'ascolto di questa associazione, candidato Alessandra Moretti. Guardi, io ho deciso, quando mi sono candidata il 16 gennaio, di dimettermi subito dal Parlamento europeo perché volevo, diciamo così, mettere tutte le mie energie all'ascolto del territorio. Ho scelto di visitare tutti i 579 comuni, sono arrivata a 325, non mi fermerò perché sento il bisogno profondo dell'ascolto e della condivisione. Io sarò il sindaco del Veneto e adotterò il metodo dell'ascolto dei cittadini e dei sindaci oggi, domani e sempre, perché la politica non può avere paura dei cittadini. La politica che ha paura di scendere in piazza, ma non nei palchi, non a fare i comizi dal palco, a scendere tra la gente, a beccarsi magari anche qualche insulto, qualche critica, perché questo i cittadini hanno bisogno, di guardarti negli occhi, di guardarti faccia a faccia e di dirti esattamente come stanno le cose. Una politica che non condivide. Una politica che non parte dall'ascolto dei sindaci, delle associazioni, degli imprenditori, delle categorie economiche e sociali, è una politica che fa scelte sbagliate, perché le cala dall'alto e quelle scelte non risponderanno mai alle vere istanze dei cittadini. Allora io ci metterò di più, io lo facevo quando facevo l'assessore a Vicenza, nella scuola, con i giovani, io partivo da un confronto importante con i cittadini e con le categorie economiche e sociali, anche con i comitati, cioè con quegli gruppi di cittadini che si fanno parte attiva e portavoce di alcune istanze. La politica invece oggi è arrogante, pensa di saper tutto e non sa niente, questa è la verità. Allora ritornare tra la gente, ritornare come dire, a parlare anche con una certa semplicità. Io lo faccio nelle piazze, nei mercati, nei bar, mettendo le sedie intorno ad un tavolo, in maniera semplice e diretta. Questo vogliono i cittadini, che la politica non è tuttologia. Io che sono politico non ho il potere di saper tutto. Ho la visione, ho il progetto, ho l'idea di dove voglio portare il Veneto nei prossimi 10 anni. Poi devo avere l'umiltà di circondarmi di persone capaci, competenti e meritevoli. Questo è il messaggio che dobbiamo dare ai giovani che ci ascoltano. La politica deve essere fatta di persone che si mettono a servizio e lo fanno con umiltà, l'umiltà dell'ascolto evidentemente, cosa che non c'è stata, ma questo guardate, trasversalmente parlo, poi è ovvio la Regione Veneto da 20 anni viene governata dal centrodestra, da Galan e da Zaia, voglio dire, che ininterrottamente, a parte un biennio, voglio dire, in cui Zaia è stato ministro dell'agricoltura, però dopo, voglio dire, prima era vicepresidente di Galan, poi insomma assessore, quindi voglio dire, no, è stato una continuità. E non bisogna spezzare quella continuità, anche per una regione di salute della democrazia, perché prima parlavamo, non è che i dirigenti regionali siano tanto meglio, cioè si è creato un tappo, abbiamo visto nelle questioni di corruzione, di tangenti, lì c'è una mala gestione, perché quando tu governi da 20 anni e sono sempre le stesse persone, si creano delle incrostazioni che necessariamente devono essere rimosse affinché il Veneto possa ripartire e possa essere di nuovo competitivo. Io capisco che evidentemente questa
è la mia posizione, è la mia opinione, ma vi assicuro che è per una questione proprio di salute della democrazia che è bene spalancare le finestre e far entrare area nuova, anche attraverso una nuova classe dirigente che si rimette in discussione e che si rimette in ascolto di un Veneto che ha diritto di ritornare ad essere locomotiva. Noi lo eravamo locomotiva. Guardi che noi eravamo la prima forza sul manifatturiero. Siamo stati superati dalla Germania perché la Germania ai tempi di Schroeder ha deciso di attivare delle riforme dolorosissime, ma che hanno consentito poi alla Germania di essere leader. Bisogna avere la forza anche di fare qualche scelta, magari impopolare, ma che serve e utile per dare speranza ai nostri giovani. Noi in una società dobbiamo garantire i più deboli, i più fragili, certamente, i bambini, gli anziani, i disabili, che sono le specialità, no? Le persone fragili sono speciali, e poi però dobbiamo garantire la sicurezza del domani. Noi invece abbiamo vissuto 20 anni in cui il domani era sempre peggio del giorno prima. Dobbiamo rompere questa come dire, inattività, questa conservazione, e dobbiamo aiutare le imprese a crescere, ad avere una spinta, e i giovani ad avere speranza nella politica e nel futuro, perché evidentemente la classe politica deve essere degna, no? dei cittadini, e io penso che lo sforzo debba essere fatto da parte di tutti. Andiamo in pubblicità e torniamo a parlare di Veneto con un spazio alle idee agli imprenditori presenti in studio per capire qual è l'economia di domani.